Allora Daniele, adesso chi abbiamo? Daniele Contu e Gigi. Daniele Contu! Ninna nanna, ninna oh, questo pupo a chi lo do? Lo darò all'uomo nero. Dani, non ti piace questa nina? Andata a roscia, gatto. E che cosa facciamo? Contiamo le pecorelle? No, contiamo gli agnellini. E contati gli agnellini, dai. Un angioni, due angionisi, tre angionisi. Dani, finiti gli agnellini. Come finiti gli agnellini? Che abbiamo mangiati per Pasqua. Gigi, ti ho detto che non è il caso di ironizzare sulla morte degli agnellini. Sono così carini, sono così simpatici. Così sattoriti. Sì, Gigi, però bisogna cominciare a riflettere sul fatto che sia giusto o meno uccidere gli agnellini per mangiarli. Dani, una volta che li hai uccisi, cosa fai? Non li mangi? No, nel senso che bisogna riflettere sul fatto che sia giusto uccidere gli agnellini, Gigi. E non fa a mangiarli senza ucciderli? Cosa fai? Li morsichi vivi? Va bene, Dani, allora mangiamo soltanto i cappretti. Perché il capretto non soffre quando lo morsichi, scusa. E il finocchio soffre quando lo morsichi. Gigi, anche il finocchio, no, cioè, penso di no, il finocchio no. E tu ti danno il gioglio. E tu t'han decisi del malgioglio, scusa. Me l'ha detto nonna Vitalia. Tu, nonna Vitalia, non la devi ascoltare le cose che dice. Lei ha ragione. No, non ha ragione. Lei dice che i vegani sono tutti malati. No, Gigi, i vegani non sono malati. Semplicemente aderiscono a una filosofia di pensiero che li porta alla protezione degli animali dalle sofferenze. E quindi non mangiano la carne. Poverini i vegani non mangiano la carne, i vegani non la mangiano. Gigi, ascoltami. L'hanno deciso loro e stanno benissimo così. Davvero? Certo. Dani, un giorno mi porti a vedere i vegani. Gigi, che cosa stai andando allo zoo a vedere gli animali? Gigi, sono persone normalissime, sono in mezzo a noi. Io ho paura. Di che cosa? Dei vegani. Ma perché c'hai paura? Che ci attaccano. Guarda che non sono terroristi. No, non si fa mai che si mangiano 100 kg di fagioli e si fanno esplodere nei centri commerciali. Gigi, anche questa cosa te l'ha detta nonna, vero? Eh sì, nonna c'ha sempre ragione. Sì, nonna non ha ragione, non la devi ascoltare. Dani. Cosa c'è, Gigi? I vegani camminano. No, Gigi, strisciano. Certo che camminano, sono persone normali, lo vuoi capire? È vero che mangiano con le bacchette. Gigi, con le bacchette mangiano i cinesi. E tu preferisci i cinesi o i vegani? Gigi, ma che razza di domande fai? È come se io ti chiedessi, preferisci i ravioli o la Coca-Cola? Io la Coca-Cola. No, Gigi, nel senso che i cinesi sono un'etnia, una popolazione, una comunità, non possiamo paragonarli ai vegani. E i vegani che cosa sono? I vegani sono delle persone che praticamente decidono... Dani, ti sei incasinando. No, non mi stai incasinando, Gigi. Allora, il veganesimo, Gigi, è una filosofia di pensiero. Sono filosofi. Mettiamola così, sono filosofi. Nonna dice che sono filosofi del cavolo. Gigi! Del cavolo. Ah, del cavolo, va bene. Dani? Dimmi. Tu non hai mai avuto la fidanzata vegana? Ecco qua. Diciamo, non proprio fidanzata, però ho frequentato una ragazza vegana. Dani, io non voglio. Gigi, sono persone normali. L'hai anche baciata? Sì, l'ho baciata. E c'aveva sapore di faggeda. Gigi, sono persone normali. E i denti ce li aveva? Certo che ce li aveva i denti, Gigi. Io non sono d'accordo. Come non sono d'accordo? Cioè, i vegani hanno i denti. E cosa se ne fanno se mangiano solo verdura? E cosa facciamo? Glieli togliamo? Gli italiani li mettiamo a nonna Vitalia che non è la poverina. Ecco qua. Chi vuole la carne non ha i denti. E chi non vuole la carne c'ha i denti. È un'ingiustizia questa. Ciao Gigi! Là, a proposito di denti. Anche tu la mangi la carne? Ne mangio pochissima, vuoi togliermi i denti? No, che a te ti servono per stappare le bottiglie. Grazie Gigi! Daniele Contu!